Mi perdonerete in questo video se c'è già un po' di atmosfera natalizia dietro me, ma a me piace un Natale, che devo fare? Quindi non so, voi che state guardando questo video non sapete tutte le novità perché non partecipate a tutte le dirette non voglio dire troppo. Partiamo col video, lo dico a fine video. Una nuova serie che guarderemo insieme, Infamia. Guarda la situazione. Chi è al telefono? Mario. Ah, sono semplicemente doppiati, ho capito. Male, tra l'altro. Io vedo sempre più giovane. Ah no, che no, sei lungato. E tu sempre più spiritoso. E voi facete sempre più schifo con quest'audio, che non si capisce niente così. Amici, voglio parlare l'accordo e te ne ho fatto tra me e voi. Sì, però sputo prima la zeppola perché sennò non si capisce niente. C'è sta cosa non mi torno dal mio punto di vista. Ah, c'è sta cosa che non ti vista. Voglio. Ma perché stessi pensando di tirare a rete? Non posso. Stavo attaccando Carlo Conti. Stai bene, non vicino? No, non vicino. Io sono uomo d'onore. E mantengo sempre il parolato. Allora, invece chi le mandato? Guarda come ci dà, penso che sia un nome d'onore. Mario, se questo è quello che mi liberisce, mi sta bene. Beata a voi invece che l'avete capito perché io non ho capito niente che l'ha detto Mario. Accetta la proposta. Ti vende che le due felli carne te ne coppia ricchio con Vicenza, Sono due bistecche fiorentine. Ma potevo pure brindare. Ha fatto un muro d'accendino, Fiamma! Ah, un pozzotto e Gomorra, lo chiama Gomorrea. Abbiamo già capito dove andranno a finire, voglio. Natalo è la prima forma di minaccia, conosce il mondo. Natalo. Stai calmo. Duriamo tutti i soldi. Stai calmo. Ma veramente voglio, che sta succedendo? Allora registrati, intanto sta pana, st'audio. Guarda dove? Apri la cassa. Stai calmo. Muovito. Muovito! Voglio detto muovito. Quindi da oggi in poi la mia vita gira intorno all'hashtag muovito. Taggate i vostri amici qua sotto e scrivetegli muovito, vedi questo video. Fa niente. Ma te... Non mi fa perdere tempo, fa presto. Sì, ma se continua a luccare in capo, chi è senza la nisce? Non tengo niente più. Tutti i soldi, muoviti. Ah. Già mi sono ora per sentire loro. Ah. È svenuto, scappa, muovito! Ma ci vogliono proprio questi soldi Clemente. Ah, non si fanno queste cose, perché non so come la dice. L'abbiamo fatto un buco un biglietto a chi lo scemo. Voglio vado pigliato 20 euro, si è visto che siete riusciti a racimolare 20 euro. Ma dimmi un attimo che fammi ricca quando sono. 25, facciamo 25, a occhio e croce. Stasera ci andiamo a mangiare. No, è per ritirare la Madonna, che domanda fai? Come sempre, fra. Bellissimo come ristorante, ci vado spesso al Cummassem, pensi mangia bene? 560, a tu gratta e vinci. Pusiamola una parte. Metti il cavi. In due cassate, state mettendo in due cassate. Poi Natà. Che ci fai qua? E oggi è 25, sai con me? T'hai venuto a trovare, stai in affaticare. Purtroppo sì, Natà. Azzanata, sapevi che era affaticata, l'ho aiutato a trovare. Ma non volete parlare. Senza soldi non si cantano messi. C'è tu prevede, è vero? Ma io mi ancora non costrumanzi. Poi effettivamente finiamo con Strumaz, dai. Questo film rimbalza tra camorristi e fruttaiolo. Giovano, siamo belli, Caro questo vedo. Comunque io credo che sia stato registrato nel sud-est asiatico sto film. La gente come te ne facciamo a me. Siamo belli, Ce la stiamo vendendo sta pedona. Yamme, Napoli, la pizza, le mandoline, yamme, napolitane. Stai spucciando le patate, pure io ho la passione per le patate incredibile, credimi. Ui, Mau, riesci. Senza capo pare per mangiare. È già preparato. Fai, non mangi niente. Vabbè, lo so, non si sbaglio. Sta sempre più a bocca. Ma mangia qualcosa fuori, non ti preoccupare. Ecco da gerisci, ma mangi sta patana. Ma a me pare che si avvicinano tipo GTA, ACJ o Nicolò. Vieni qua, ti presento a Carmelo, un amico mi vedi? Carmelo, sei Nicolò. Può mettere un coppo con me, vai. Oh, che l'amico che ti riceve sempre. Piacere, Carmelo. Nicolò. O sai Natale mi parla spesso di te. Dica tu hai is, siete come il sole a luna. Quindi vuol dire che non riescono mai insieme. Complici in coppa a tutte cose. Ah, il sole e la luna sono complici in coppa a tutte cose. Va bene. Io ero. Per me è come hanno frati, sto sa. Andiamoci a piena cosa, Comunque ragazzi, la lingua francese è meravigliosa. Sentite come il sausage, come lo frate. Allora che dici? Voglio, stai faticando assai. Ma chi te lo mette a fare? Fai come a me. Fai i soldi capo, fai la vita facile e non devo culo a nessuno. No, però devi capirlo perché te l'hai scudato a casa. Qualcuno sappiate capire chi sto, aiuto. Sbagli, Carmelo. Natà. A chi non piacesse. Purtroppo una via si sceglie. Ma scegliere è stata più facile, ma che la più complicata. O devi stare a fare fruttaiolo, giustamente. O è difficile, ma non mi capo un po' vicino tranquillo. Giusto, perché chi non sceglie quella difficile, non mi capo un po' a coperta. Carmelo in cielo. Natale.
Ma tu sai, certe cose c'è una partita da capo solo. Beh, comunque la randatura è bella, Natale. Ti via da morso cerchione la macchina. Uè, vai giù. Oh, ma zi! Pigli una cosa frischia. Oh, un ventilatore. Sei un amico nuovo voi. Ah, sei tu un buon consiglio. Piacere, ma tu? Oh, Mattone, scusami. Ci hai fatto restare di stucco. Ragazzi, buonasera. Ma ci mandate un casco, kill. Prego. Buonasera. Due spumantini. Di spumantini in un shampoo. Ragazzi, che sono i capelli di quella a destra, scusatemi. Va bene, prego. Ma io diciamo su gatto in cavacchi, stiamo facendo scemi, facete sempre sti giochi scemi fate. Guardate il gatto a cavacchi. Ma questa era una scena in cui Crudelia Demon là si va più caffè e poi se ne andava. Vabbè, meraviglioso. E la puntata finisce con loro che si mettono in da macchina e se ne vanno. Io non ho capito niente. Voi facetemi sapere sotto nei commenti. In più approfitto per dirvi che se volete tutte le sere alle 22:30 io sono in onda su www.finalmentelive.it. Vi ho scritto qua sotto. Poi non dite che non ve l'ho detto. Unitevi a noi. Me ne vado perché non ho capito niente. Già un attimo una cosa fresca. Ma lascia un mi piace e tagli i tuoi amici. Ciao.